Ben ritrovate cattoliche dintorni. A 50 anni di distanza l'Università Cattolica ha ricordato l'uccisione di John Kennedy e ha ripercorso le tappe che hanno reso il 1963 un anno straordinario. A fare da guida Gina Gnocchi, Laura Bosio e i docenti dell'Ateneo. Vediamo insieme il servizio. Cosa dovrebbe fare oggi per rilanciare questa visione del cinema e dei media? Quelli erano anni in cui l'Italia era popolata di geni cinematografici. Fellini, Visconti, Antonioni, Rosi, Pietrangeli, che gira un film a Brescia, Il Magnifico Cornuto. Era un cinema italiano vivissimo, c'era la Hollywood sul Tevere. È difficile ricostituire quelle perché sono momenti miracolosi. Una cosa che io consiglierei è usare quei maestri non per crogiolarsi come eravamo bravi, come eravamo belli, ma per imparare un modo di fare il cinema, un modo in che poneva il cinema al centro della cultura e della società italiana. Professor Massimo Locatelli, il 1963 è un anno di cambiamento, di svolta anche nel settore cinematografico. Il cinema italiano vince molti premi. Le va di parlarci di questo anno di cambiamento? Che cosa determina? Sì, i fattori sono tantissimi, il cinema italiano di quegli anni è ricchissimo, infatti i film che vincono, spesso citati, i principali premi nel mondo, tutti i principali premi nel mondo sono anche diversi, c'è per esempio Il Gattopardo che è il romanzo storico che vince importantissimo al Festival di Cannes, poi abbiamo Fellini con 8,5 che invece è il classico manifesto d'autore che vince l'Oscar americano. Abbiamo i film di denuncia, Le mani sulla città di Rosi che vince il nostro festival veneziano e abbiamo addirittura una commedia classica di Alberto Sordi, Il Diavolo di Polidori, che vince a Berlino un Orso d'Oro. Quindi quello che viene premiato probabilmente non è un capolavoro, è un cinema capace di parlare tutti i linguaggi a tutti i pubblici, dagli intellettuali con le loro sfide che in quegli anni sono ampie, di crisi, di confusione, fino al grande pubblico che vive a suo modo la modernità, magari con la musica pop, le canzoni, nuove comicità, nuovi volti come la giovane Cardinale che è il volto simbolo di quell'anno. Laura Bosio, il 1963 costituisce un anno di svolta sia a livello televisivo, cinematografico e anche letterario. La letteratura cambia, in che modo? Nella letteratura c'è un momento di rottura, di domanda, di riflessione profonda, di ribaltamento molto interessante, che è quello che dà vita al gruppo 63. Parliamo del suo ultimo romanzo, Le notti sembravano di luna. Che cosa l'ha ispirata in questa scrittura? L'idea di raccontare l'infanzia si è incarnata in una protagonista che è una bambina, si chiama Caterina e ha un sogno che è quello di diventare un corridore ciclista. Un sogno che negli anni in cui è ambientato il romanzo quasi impossibile a una donna. Perché ha deciso di ambientare il suo romanzo proprio in questo periodo? Perché credo che quegli anni stava per esplodere la società, si stava preparando forse la rivoluzione, almeno sul piano dei costumi, più importante della nostra epoca, e cioè quella del 68. Questi anni sono stati una specie di infanzia della nostra società e hanno lasciato fili che adesso ci sono molto distanti, è un periodo diverso la distanza storica, ma fili che forse ancora ci dicono qualcosa. Gina Gnocchi, parliamo del suo ultimo libro, L'invenzione del balcone. Perché ha deciso di scrivere una satira letteraria? Ma non è proprio una satira letteraria, in realtà c'è molto di me e poi insomma ho sempre frequentato però l'ambiente letterario perché mi interessa e quindi mi andava anche di cogliere gli aspetti un po' più divertenti come sono quello delle case editrici che fanno fatica a pubblicarti e anche poi alla fine c'è questo carteggio per il quale mi sono divertito a fare un esercizio di stile più che altro, quindi è una cosa che avevo in mente già da tempo e Elisabetta Sgarbi che da Bompiani me ne ha dato l'opportunità e l'ho fatto molto volentieri.
Qual è il messaggio che vuole lasciare al lettore? È divertimento, perché in realtà poi alla fine si scrive quello che si vorrebbe leggere, quindi io ho scritto esattamente quello che mi sarebbe piaciuto leggere, quindi soprattutto creare nel lettore un senso di divertimento, un senso anche di buona scrittura, perché insomma ci tenevo che fosse una cosa non da comico che traduce in libro, diciamo, le gag televisive o teatrali, e quindi ci tenevo che fosse anche un libro tenuto nel senso di una scrittura sorvegliata. Qual è il legame tra il suo libro e gli anni 60, il gruppo 63 in particolare? Qualche tempo fa la cosa molto divertente che mi ha indotto a scrivere questo carteggio era che chiunque sosteneva di aver fatto parte del gruppo 63, quindi alla fine questa cosa qua ha scatenato un po' la fantasia, perché poi insomma io il gruppo 63 l'ho anche un po' studiato, nel senso che mi interessavano le tematiche del gruppo 63, e quindi la molla che ha scatenato tutto era questa idea che se non eri stato nel gruppo 63 non eri nessuno. Il Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche ha analizzato le contaminazioni fra mondo ecclesiastico e letteratura italiana. Vediamo insieme il servizio. Professor Angela, questa è la terza edizione del convegno Letteratura e Religione. Questa volta si parla di chierici e laici nella letteratura italiana contemporanea. Come mai questo argomento? L'argomento l'abbiamo scelto incrociando un titolo di un grande italianista, Carlo Dionisotti, nel suo libro forse più famoso, Geografia e Storia della letteratura italiana, dedicato proprio alle figure dei chierici e dei laici letterati tra Medioevo e Ubanesimo. E poi abbiamo pensato al Concilio Ecumenico Vaticano II e in particolare a quella Costituzione intitolata Lumen Gentium, che ridisegna l'idea di Chiesa e all'interno di questa ridefinisce sia il ruolo dei chierici, del clero, dei consacrati, dei religiosi, che dei laici. A partire da questo abbiamo voluto verificare come nella letteratura italiana del Novecento e degli ultimissimi anni le due figure dei chierici e dei laici siano state percepite e rappresentate. Don Vincenzo Arnone, qual è la figura del prete nella narrativa italiana del Novecento prima e dopo il concilio? Ma il successo viene un po' dalla problematica molto attuale in occasione del 50° anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II e dalla problematica anche un po' culturale, sociale che viene fuori dal ruolo del prete, dal ruolo anche del laico all'interno anche della Chiesa. In campo letterario segnalerei un po' un mio saggio che è proprio intitolato La figura del prete nella narrativa italiana del Novecento, che prende in esame diversi romanzi della letteratura italiana del Novecento, prima e dopo il Concilio Vaticano II. Professor Francesco Diego Tosto, in occasione del convegno su letteratura e religione lei affronterà il tema del sacerdozio universale e il ruolo del laico cristiano nella letteratura post-conciliare. Qual è appunto questo ruolo così importante, riconosciuto anche dai lettori? Il laicato ha la funzione di esprimere il bisogno di Dio nella società contemporanea. Non è vero che è un compito che spetta soltanto ai preti, siamo tutti sacerdoti. Ecco, il sacerdozio universale significa il senso dell'appartenenza e quindi il cristianesimo va diffuso attraverso l'opera dei cosiddetti laici cristiani. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole con Silvia Mazzetti. Un'isola galleggiante grande quanto il Canada nell'Oceano Pacifico. La parola isola evoca in noi belle sensazioni, ci ricorda le vacanze, il caldo, mete lontane, esotiche e costose. E se invece la protagonista di questo libro fosse un'isola costituita interamente da detriti, rifiuti di plastica? Proprio così, non è né uno scherzo né un brutto sogno. La Great Pacific Garbage Patch, come viene chiamata, ospita più di 100 milioni di tonnellate di detriti. Questa macchia, che magari si potesse togliere con una strofinata, ha iniziato a formarsi negli anni 50.
In questo libro l'autore, Charles Moore, nel 1997 a bordo del suo catamaran si è imbattuto proprio in questo accumulo di detriti. Questo libro testimonianza è una denuncia, un urlo contro lo spreco e l'inquinamento, una richiesta di aiuto non solo per le organizzazioni ambientali ma per tutti noi, affinché diventiamo più sensibili al nostro ambiente. Questo è L'oceano di plastica di Charles Moore. Una guida turistica è un viaggio molto particolare, che non ha come destinazione i posti più gettonati e belli del mondo, bensì quei luoghi che un tempo forse erano anche attraenti, ma che oggi sono solo fonte di atroci malattie e terribilmente inquinati. Andrew Blackwell ci porta in giro per il mondo, ci fa visitare Chernobyl, l'India è distrutta dai rifiuti, l'Amazzonia è trasformata dalle coltivazioni, l'India e ancora tanti altri luoghi. Ma non si limita a portarci in giro per tutti i posti del mondo, ci fa anche conoscere i suoi abitanti. Un libro pieno zeppo di informazioni, serio ma anche divertente, per farci aprire gli occhi su un problema sempre più grave. Questo è Benvenuti a Chernobyl di Andrew Blackwell. A mother's loving plea to her son. Down up the wedding at Cana. Anche per questa puntata noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 12.05 e alle 20.05. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.